Bentornati a Buongiorno Verona Live, sono le 13:21, siamo in diretta sul canale 640 del Digitale e anche sulla nostra pagina Facebook. Io sono Giorgia Pretti e qui con me c'è il sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi, benvenuto. Grazie dell'invito. Allora, dunque, sindaco, 2021 ormai stiamo tirando un po' le somme perché siamo al 7 di dicembre, ultimo mese dell'anno, cosa possiamo dire di questo 2021? Un anno secondo me bello, nel senso che venivamo da un 2020 assolutamente da dimenticare, quindi qualsiasi cosa sarebbe stato meglio del 2020. Però devo dire, però, insomma, c'è stata una grande ripresa, perlomeno insomma, nel mio paese, e questo fa ben sperare. Non siamo chiaramente tornati ai livelli pre-Covid, però insomma abbiamo fatto veramente dei passi di gigante, la gente più serena, più tranquilla, specialmente sul lato lavorativo, perché insomma quando poi una famiglia gli manca lo stipendio che arriva dentro, questo crea poi a scalare tutta una serie di problematiche. 2021 invece no, c'è stata una bella ripresa, ripeto, non completa, ma insomma si spera, abbiamo tante speranze nel 2022. Che dire, è un paese molto vivo, molto frizzante, diciamo questo termine, e questo fa ben sperare, ci fa onore, insomma. Assolutamente sì. Ecco, tra l'altro mi collego sempre un po' al tema della pandemia. Sindaco, come state gestendo un attimo la questione Green Pass, mascherine, insomma, come vi state gestendo anche per quanto riguarda poi l'affluenza ai vari eventi di cui parleremo dopo? Allora, questa è una cosa che ormai sta diventando una routine, giustamente, e infatti tutto ciò che abbiamo organizzato, che stiamo organizzando e che organizzeremo, la fai nell'ottica di garantirlo tutto in sicurezza. Ecco perché ad esempio la scelta di farlo in 3 piazze e non concentrarla in una sola. Sì, è vero che dai anche più spettacolo, dai più possibilità, però anche è vero che comunque facendo su 3 piazze dividi di più le persone. Ad esempio ho fatto un'ordinanza, come tanti altri sindaci delle varie città italiane, però ad esempio a me mi piace ripetere che più che un'ordinanza la vedo come un invito al buon senso. Certo. Nel senso che a me sembrerebbe normale che quando siamo in mezzo alla gente dove c'è assembramento usiamo la mascherina. Però ecco, diciamo che fa l'ordinanza un rafforzativo anche per quelli che magari hanno bisogno della giustificazione che c'è qualcuno che te lo impone. Quando insomma nella realtà io penso che chi ha un minimo di buonsenso, al di là che uno creda nel vaccino, non creda nel vaccino, qua esule dal vax, non vax, penso che per rispetto proprio anche delle altre persone che incroci, se sei in tanti devi usare la mascherina. Certo, ecco, allora ci colleghiamo direttamente a quello che sarà il Natale di Bussolengo, un Natale veramente scoppiettante perché si partirà da sabato, quindi dall'11 se non sbaglio, sindaco. Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì, diciamo purtroppo perché in realtà l'inaugurazione sarebbe dovuta essere domani, perché è mercoledì 8 dicembre, purtroppo maltempo, domani tocca così. Sì, come mi ha anticipato lei, sì, eravamo tutti pronti per domani, ma questa mattinata abbiamo fatto un briefing con tutti gli organizzatori, gli uffici preposti, e purtroppo, visto che domani proprio mettono solo domani acqua da mattina a sera, abbiamo preferito a questo punto trasportarla tutta il sabato, anche perché sono i madonnari, ci sono i truccabimbi, ci sono giochi. Erano previsti giochi per i bambini, per i ragazzi, il concerto all'aperto, quindi non aveva senso, se la pioggia rovina, a questo punto teniamo duro altri 3 giorni, facciamo tutto sabato. E infatti, e parliamo ovviamente qua, adesso andiamo a vedere anche la brochure, la magia del Natale nel Bosco Incantato, dall'8 dicembre al 9 gennaio a Bussolengo. Ci ha anticipato 3 piazze, quindi questa è la grande novità di quest'anno. Andiamo a vedere un attimo, ci spieghi un attimo di cosa si tratta, insomma quali saranno gli eventi clou anche. Ma è difficile scegliere fra un evento e l'altro, perché veramente sono tutti belli, di alto livello, e insomma, dopo dipende da uno cosa piace. E diciamo che la grande novità, come avevo già detto, sono le 3 piazze, anche perché questo ci ha dato la possibilità di fare una pista del pattinaggio veramente molto molto grande rispetto agli altri anni, che dà veramente spazio a tutti. Così abbiamo abbinato il fatto della sicurezza, di essere più larghi, ma anche di dare più possibilità. Ci sono dei mercatini straordinari alla domenica, appunto per ravvivare il paese,
Ci sono le visite guidate alle nostre chiese, ai nostri palazzi, al chiostro dei Padri Redenturisti, che sono veramente dei piccoli gioielli che abbiamo, che spesso nei bussolenghesi lo diamo per scontato perché li viviamo quotidianamente, però vediamo che invece stanno avendo veramente successo queste visite guidate, perché gli amanti del bello, senza nulla togliere a Verona, che chiaramente insomma, non si può andare a competere con Verona, questo è sicuro, però insomma anche nella provincia ci sono queste chicche molto, molto carine. E poi insomma il 19 dicembre il classico, per noi è un classico concerto della nostra banda musicale, una delle più apprezzate della provincia, che pre-Covid continuava a vincere premi in giro per l'Italia. E niente, sono stati bravissimi. Così, un aneddoto 2020. Sì. 2020 avevano una voglia di ritornare a suonare tutti insieme, perché a differenza dei solisti una banda del paese, stiamo parlando veramente di oltre 100 pezzi, hanno la voglia e la volontà di suonare insieme, e questi sono appena potuto mi hanno chiesto il retro di una scuola, e quindi invece di fare le prove all'interno erano all'esterno, però felici insomma di ritrovarsi. Questo sono dei bei segnali di una comunità viva. Assolutamente sì. Tra l'altro appunto vediamo qua anche nella brochure veramente eventi tutti i giorni, 22, 23 dicembre, 26 fino al 6 di gennaio, quando si brucerà la vecchia in sede Alpini di Bussolengo e a Ca' Filippi, quindi veramente sarà una grande festa. Sì, per noi proprio è una tradizione, come quella del 22 dicembre, comunque di coinvolgere le scuole. Per questioni di Covid non si fa la lanternata, noi negli anni si è sempre fatta questa lanternata, che erano tutti i bambini delle elementari che partivano con le lanterne fatte da loro e si arrivava in piazza, e poi li ospitava il parroco della chiesa. Insomma, dicembre c'era un po' freddino stare in piazza verso sera, e facevano questi i canti natalizi. Purtroppo non si fanno cortei, non si fanno sfilate, però insomma si è organizzato comunque qualcosa per non perdere la tradizione. E poi, come diceva lei, la grande chiusura il 6 gennaio con Brusa alla Veccia, come si dice in dialetto, che la facciamo in due posti, una fatta dagli alpini, molto importante, ma così tanto importante come il comitato dei quartieri Ca' Filippi, che storicamente lo fanno anche loro. Beh, insomma, veramente un bel programma, molto molto carino, e quindi insomma tutti quelli che ci stanno ascoltando e guardando, insomma, io un saltino a Bussolengo ce lo farei in queste vacanze natalizie. E allora arriviamo alla conclusione. Sindaco, un augurio per questo fine anno e per il 2022. L'augurio è forse proprio... È giusto fare proprio il più classico degli auguri, specialmente in questo periodo, quindi veramente che ci sia la salute per tutti, perché quando va tutto bene si va a pensare sempre al superfluo. Quello che è successo nel passato ci ha insegnato che invece forse bisognerebbe ringraziare sempre il buon Dio di quello che ci dà nella normalità, sì. Quindi di vivere una vita normale l'anno prossimo. E sicuramente è meglio del 21, bisogna ritornare a rivivere come prima, magari con un po' più di coscienza, e apprezzare di più quello che si ha, senza andare a cercare a volte il superfluo, che si manca quando c'hai tutto, però quando manca l'essenziale capisci l'importanza di certi valori, di certe cose. Mi sono dimenticato solo una cosa, aggiungo, per gli amanti di un certo tipo di musica classica, il 23 dicembre ci sarà il grande concerto della Mythos. Sono leggermente preoccupato perché negli anni scorsi, a parte l'anno scorso chiaramente è saltata, c'era sempre la chiesa strapiena. Ecco. Ovviamente per Covid i posti si sono ridotti, e quindi ecco, faccio un appello magari a prenotarsi prima, perché insomma ecco, veramente hanno sempre riempito la chiesa a prescindere, quindi non oso pensare cosa succede quest'anno. Esatto, mi ha fatto bene a fare questo appello. Sindaco, io la ringrazio per essere stato mio ospite oggi, è stato un piacere, e in bocca al lupo per questo Natale e per il 2022. Grazie a voi, grazie a tutti i telespettatori. Benissimo, adesso spazio alla musica e noi ci vediamo tra poco per la chiusura della trasmissione.